Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Un uomo ha investito una donna che stava attraversando la strada, è stato sottoposto ad alcol test ed è risultato positivo. L'incidente si è verificato ieri sera attorno alle 19:15 in via Zorutti a Manzano. La donna, 65enne straniera ma residente a Manzano, dopo l'impatto con l'auto è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza. È stata elitrasportata all'ospedale di Udine ma non sarebbe in pericolo di vita. Nei guai è finito invece l'automobilista, un uomo di 35 anni. I valori di alcol nel sangue superavano 1 grammo per litro. Rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova. Un guasto agli impianti della rete ferroviaria di Udine ha creato diversi disagi questa mattina tra i viaggiatori in partenza e in arrivo dal capoluogo friulano, soppressi o in ritardo diversi treni, inevitabili i problemi lavorativi, le coincidenze perse per molti pendolari rimasti in stazione in attesa di aggiornamenti informativi e di convogli. Al lavoro di primo mattino diversi tecnici di RFI, ma numerosi treni regionali hanno subito limitazioni di percorso, cancellazioni e maggiori tempi di percorrenza fino a 45 minuti. I disagi sono ancora in parte in corso. Cambiamo argomento, gli studenti universitari lavoreranno al fianco dei dipendenti della prefettura di Udine mettendo a disposizione le loro conoscenze giuridiche e venendo valutati in proiezione di possibile posto di lavoro. E questo è il frutto di una convenzione firmata questa mattina nella sede prefettizia di via Pracchiuso. È proprio il caso di dirlo, l'Università di Udine entra in prefettura, la convenzione di tirocinio e di formazione e orientamento è stata firmata in mattinata, un momento importante fra i due enti, sancito con la firma fra rettore Pinton e il prefetto Marchesiello. Per gli studenti dell'Ateneo un'opportunità formativa, per l'organismo prefettizio la possibilità di mettere alla prova delle figure che avranno un'opportunità professionale. Consideriamo che sia la collaborazione con la prefettura molto importante per la loro possibilità di ampliare il bagaglio formativo. Naturalmente, grazie alla disponibilità della prefettura, è possibile che i nostri studenti svolgano dei tirocini seguiti da dei tutor locali che potranno essere da una parte formativi, ma dall'altra parte anche nel servire da orientamento per il mondo del lavoro, cioè entrare a contatto diretto con una realtà lavorativa che è piena di attività che magari non sono così conosciute come dovrebbero. Attingeremo sicuramente al Dipartimento di Scienze Giuridiche per avere laureandi che ci diano un supporto su tante questioni che hanno una rilevanza giuridica, quindi la materia del diritto che qui è ben masticata e su cui veramente tante questioni a volte ci complicano la vita, ma su cui veramente la collaborazione dei ragazzi è per noi fondamentale. Ovviamente ben supportati e guidati perché entrano in un mondo assolutamente nuovo. Ci sono poi prospettive perché può essere attrattivo e interessante per loro fare i concorsi che comunque sicuramente alla luce anche delle recenti immissioni nei nostri ruoli di funzionari piuttosto che di dirigenti può essere interessante. Una legge regionale del 2015 e gli effetti dei cambiamenti climatici anche nel nostro territorio hanno ampliato nel tempo gli ambiti di azione dei consorzi di bonifica. Se ne parlerà venerdì pomeriggio a partire dalle 16:30 in Castello a Udine in occasione di un convegno organizzato per i 100 anni dei consorzi di bonifica. Abbiamo anticipato alcuni temi con Rosanna Clocchiati che rappresenta tutte le realtà del territorio. Sentiamo. Diciamo che partiamo da quella che è la caratteristica per cui sono conosciuti i consorzi e che 100 anni fa hanno dato il via, no? Tutto quello che è stato il lavoro sul territorio italiano. I consorzi noi molto semplicemente diciamo che portano l'acqua dove non c'è, quindi irrigano, portano l'irrigazione e la tolgono dove ce n'è troppa, quindi facciamo bonifica idraulica e difesa del suolo. I consorzi questo lo fanno, è ormai diventata un lavoro costante e l'abbiamo visto quest'estate con la siccità e lo stiamo vedendo con le grosse piogge di questi periodi. Però c'è qualcosa d'altro per cui i consorzi stanno andando avanti e con la legge regionale del 2015 hanno tutta un'altra serie di funzioni che sono legate anche a quello che è un discorso energetico, per cui parliamo di fonti rinnovabili e di produzione di energie rinnovabili, parliamo di bonifiche ambientali,
Quindi bonifiche su siti inquinati e sul territorio friulano, soprattutto dove ci sono stati grossi insediamenti industriali, sono molto importanti. E poi parliamo anche di dragaggi nella laguna, dragaggi per permettere tutta una certa attività sia del mare ma anche turistica, oltre a quello che poi in un territorio così importante permette lo sviluppo di un territorio stesso con tutte le attività tra agricoltura e industria. Lei ha ricordato una legge regionale che ha assegnato di fatto nuovi compiti ai consorzi di bonifica, ma poi ci sono anche tutti i cambiamenti che riguardano tutti noi, a partire da quello climatico, che danno delle indicazioni, ci mettono nelle condizioni a nostra volta di dover cambiare. Beh, decisamente direi, un esempio quest'anno l'abbiamo avuto molto rilevante perché abbiamo avuto un'estate siccitosissima, si parla addirittura del 2003 per un'estate simile ma non così pesante, perché quest'anno oltre all'acqua superficiale, quindi dei grandi fiumi, dei canali, mancava anche quella delle falde, avevamo avuto il 50% di precipitazioni in meno e questo si è visto ed è stato anche molto pesante, no? Oltre ad elevatissime temperature, ma soprattutto continuiamo a vedere queste bombe d'acqua che nei periodi diciamo autunnali, ma possiamo parlare di settembre, ottobre, speriamo non si riverifichino, no? Arrivando alla fine dell'anno, stanno creando in pochissime ore delle precipitazioni molto molto consistenti. La politica, nuova legislatura al via con la prima riunione in Parlamento in programma domani. Il vice sindaco di Pordenone, Emanuele Loperfido, entrerà alla Camera. Il momento che stiamo affrontando, dice, è difficilissimo, ma sono certo che il governo di centrodestra con Giorgia Meloni a capo saprà far fronte a tutte le criticità. Comincia la legislatura, lei è in partenza per Roma, ecco, che prospettive ci sono? Ma la prospettiva è sicuramente di affrontare momenti duri, ecco perché di fronte all'emozione che sicuramente c'è di essere diventato onorevole della Repubblica e quindi membro del Parlamento, questa emozione viene un po' limitata dal fatto di essere consapevoli di affrontare uno dei momenti più difficili dal punto di vista economico della storia repubblicana. Però un leader forte come Giorgia Meloni, che ha ricevuto l'investitura da parte dell'elettorato, entro breve confidiamo che il Presidente Mattarella faccia il passo darle l'incarico di formare un governo che sicuramente sarà fatto da una coalizione di centrodestra che è maggioranza del Paese. Tante persone responsabili, tante persone capaci, tante persone che hanno competenze tecniche. Sicuramente Giorgia Meloni e i suoi alleati, i leader del centrodestra, stanno mettendo a punto una formazione in grado di affrontare questi momenti difficili. Cosa fare in caso di calamità naturale? Per rispondere a questa domanda è stata presentata oggi a Pordenone la campagna di sensibilizzazione Io non rischio, un vero e proprio vademecum per i cittadini. Io non rischio è una campagna nazionale del Dipartimento di Protezione Civile che a Pordenone può vantare un gruppo di più di 80 volontari, Protezione Civile che tanto fa insieme ai Vigili del Fuoco, la regia di Sua Eccellenza il Prefetto, quando accadono eventi legati al rischio idrogeologico o anche sismico. Tutto questo viene fatto dalle istituzioni, però tanto può essere fatto anche da parte del cittadino, insieme ai volontari della Protezione Civile, una diffusione di sistemi di buone pratiche per fare in modo che l'attività di prevenzione appunto aiuti a limitare i danni. Come? Adottando atteggiamenti volti a sapere come comportarsi nel caso di rischio idrogeologico o di caso di rischio sismico, allorché verificandosi questi eventi con comportamenti accorti, adeguati, si possono prevenire situazioni più drammatiche. Un esempio su tutti: se si sa che sta per alzarsi il livello delle acque con rischio di esondazione, nonostante sia una situazione difficile, non si deve andare nello scantinato a prendere la macchina, perché si possono rischiare situazioni drammatiche come è avvenuto anche recentemente. Quindi tutta una serie di informazioni che verranno distribuite sabato e domenica in Corso Vittorio Emanuele, aderendo a questa campagna Io non rischio, grazie ai volontari che diffonderanno queste informazioni. Ci spostiamo ora a bordo della plancia di comando di una nave, ma tenendo i piedi per terra. Scopriamo come. Qualche problema con questo servizio, vediamo se intanto possiamo proseguire. Allora cambiamo argomento, ritorna in presenza la tradizionale rassegna bandistica regionale Ambima FVG, arrivata alla 43esima edizione. Il raduno musicale andrà in scena nel borgo antico di Valvasone e coinvolgerà oltre 500 musicisti appartenenti ad oltre 20 bande del Friuli Venezia Giulia.
Ritorna in presenza la tradizionale rassegna bandistica regionale Ambima Friuli Venezia Giulia, giunta quest'anno alla sua 43esima edizione. Il raduno musicale si realizzerà nel borgo antico di Valvasone e coinvolgerà oltre 500 musicisti appartenenti a oltre 20 bande del Friuli Venezia Giulia. L'appuntamento è per sabato 15 ottobre, a partire dalle 15:30, quando le bande musicali partecipanti sfileranno lungo 3 itinerari attraverso il centro storico del borgo, per riunirsi poi in piazza Castello, dove alle 17:30 avrà luogo il tradizionale concertone. Riunirà le 20 bande presenti in una sola grande formazione. Saranno eseguiti tra l'altro l'inno nazionale, i brani Ambima in festa, Villotte friulane e La vita è bella. Siamo felici di ritornare con la musica nelle piazze dopo 2 anni di restrizioni dovute alla pandemia, commenta il presidente di Ambima del Friuli Venezia Giulia, Pasquale Moro. La rassegna regionale è da sempre incontro di cultura, di festa, di scambio di opinioni tra i partecipanti e della cultura dello stare insieme. Siamo consapevoli di essere fortunati come comunità, aggiunge il sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Maurmeier, visto che dal 1855, oltre un secolo e mezzo fa, a Valvasone è presente la banda, che ha sempre rappresentato un'occasione di festa in musica e di grande attenzione nei momenti delle celebrazioni civili e religiose. Diciamo un grande grazie, aggiunge Maurmeier, ad Ambima del Friuli Venezia Giulia, che ha scelto per la prima volta di uscire dalle città capoluogo di provincia per un concerto che resterà nella storia del nostro paese. Mai infatti prima di sabato prossimo saranno visti 500 strumenti tutti insieme in piazza Castello, nel borgo antico di Valvasone, uno dei borghi più belli d'Italia. All'interno della 43esima edizione ci sarà spazio anche per consegnare dei riconoscimenti ai musicisti che vantano una presenza in banda da oltre 50 anni. E adesso sì, andiamo a bordo della plancia di comando di una nave. Un viaggio sulla plancia di comando di una nave attraverso un simulatore che consente di ricreare qualsiasi condizione, qualsiasi tipologia di imbarcazione e qualsiasi porto. L'Istituto Nautico ha inaugurato la nuova sede a mare, 2 milioni di investimento della regione, all'interno della quale è ospitata anche l'Accademia Nautica dell'Adriatico, che potrà contare su un simulatore dal valore di 400.000 euro, sempre finanziati dalla regione. È un settore sul quale stiamo investendo in tecnologia in maniera importante, su cui investiremo in maniera ancora più importante a fronte del 1,5 miliardi a disposizione del PNRR, con l'augurio ovviamente che i riparti che vengono fatti ora dal governo in carica, ma soprattutto la programmazione sugli ulteriori riparti, dia una regia e un ruolo premiante agli ITS che hanno ottenuto ottimi obiettivi. Il macchinario, a cui si aggiungono 9 postazioni altrettanto formative ma meno immersive, verrà utilizzato per diverse abilitazioni, ma l'obiettivo è più ampio, ovvero con la costruzione di una banchina di 30 metri nelle vicinanze si potrebbe creare una struttura per tutte le abilitazioni. Ce n'è soltanto uno completo, quindi con tutte le certificazioni, che si trova in Campania. Saremo gli unici sull'Adriatico e sarebbe un elemento di grandissima attrattività e di soddisfazione per tutti quelli che sul mare e con il mare lavorano non soltanto in regione, nelle regioni vicine, ma in tutta Italia. Un bacino solo per il Friuli Venezia Giulia e il Veneto da 2.000 persone all'anno. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, tra poco l'appuntamento con l'approfondimento di A voi la linea. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.